L'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Radio Libertà, oltre la pagina, insieme a voi. C'è qualcosa? Sì, ero confuso. Grazie a Francesco che nonostante lo shock lariano, ho letto però una cosa bella, avresti dovuto andare, sei andato a vedere come che c'era il parterre del Roi, Toroni, c'era Mike Cowell, diventata succursale di Hollywood. Fantastico, questo mi piace. E mi spiace per la Roma, ma mi dispiace per Ranieri, che tutti adoriamo, ma oltre il calcio c'è di più. Gli applausi, perché giorno è? Oltre il calcio che giorno è? Giusto Francesco. Allora, in simultanea con noi Francesco il Magnifico, anzi Lorenzo il Magnifico, il grande Francesco, Big Frank, insieme alle 12:42 in simultanea con noi e con voi. Siamo entrambi sospesi a 137,5 metri sopra il livello del mare. Temperature che intanto vi comunico quella interna, a maggioranza 23,9 gradi centigradi sopra lo zero. L'abbraccio forte alla signora Carmela, la signora Clotilde, la signora Adrianangela, che ci seguono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà Campo Oltre Cent'anni, meditate gente, meditate. Potete seguirci grazie all'applicazione iOS e Android con i vostri cellulari ovunque voi siate. Potete seguirci online sul sito radiolibertà.net, potete seguirci sul profilo Facebook, potete orientarvi, perché io pubblico ogni giorno che Dio manda in terra una sinossi delle interviste che poi ascolterete in che giorno è, quindi a disposizione delle donne e degli uomini di buona volontà i riferimenti, e poi da lì potete capire di cosa si tratta e magari andarvi a scaricare il podcast se non l'avete sentito, o se no andare dritti per la vostra strada. Ma insomma, magari se siete amici di Radio Libertà, date un occhio. E poi Twitch, il social di ultima generazione. Mi dimenticavo, Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Tra poco arrivano anche i riferimenti meteorologici esterni, che credo parlino di, adesso ve lo dico, frappè. Vi dico anche che poi alle 13:35 inizia come sempre oltre la pagina. Adesso invece ci faremo compagnia, linee aperte come sempre per questa versione XL e XXL di che giorno è? 02 92 94 7222, 2 sono 3 i due finali, mentre per il WhatsApp 340 670 9659. 11,1 gradi centigradi sopra lo zero, esterni 58% l'umidità. La pressione si è attestata a 1034,7 millibar. Dopo i convenevoli formulaici passiamo alla scaletta, vale a dire le anticipazioni su quello che vi aspetta
oltre la pagina. E oggi c'è un menù ben assortito. Partiremo con Maurizio Tortorella di Panorama. Bomba o non bomba a quel punto di domanda? Perché ci sono segnali che arrivano, dalla Russia, lo sappiamo tutti, ma la Corea, l'Iran ha aumentato la produzione di uranio impoverito, l'India stessa vuole aumentare le testate atomiche. Insomma, si sta parlando di testate nucleari come se si parlasse di gelato frappè. Non è proprio così, non è proprio così. Per noi millennials, salutiamo il grande Francesco, al quale subentra Lorenzo il Magnifico, alla grande sempre con Radio Libertà. Cosa stupisce, cosa sorprende, cosa in un certo senso preoccupa? Vi l'ho detto, noi millennials negli anni 70 e 80 vedevamo soprattutto i giovani andare in piazza con no nuke, no nucleare, contro il nucleare. Ci fu un forte, poderoso, oserei dire, soprattutto i primi anni 80, movimento popolare, spinto anche dal successo del film il giorno dopo, The Day After. Era un film che poi venne proiettato anche dalla TV in chiaro nell'84, ma al cinema aveva avuto un successo internazionale. E invece adesso non c'è nessuno, vanno in piazza per Propal, per la Palestina, che non è proprio una situazione pacifica, e vanno in piazza contro il patriarcato, che mi sembra anacronistico parlare, perché c'è la situazione, determinate situazioni purtroppo esistono nei rapporti donna-uomo, ma il patriarcato è anacronistico, fuorviante e soprattutto è intellettualmente disonesto, perché la parola patriarcato l'hanno inventata quando è andato al governo il centrodestra, che ha una determinata idea, diciamo, tradizionale della famiglia, quindi l'associazione che fanno questi signori, centrodestra, famiglia, tradizione, patriarcato, violenza sulle donne, centrodestra, violenza sulle donne. Dai, non è che adesso, non è che siamo nati ieri, su, sono stati che bravi, per carità, hanno i giornali, certi giornali a loro favore. Ormai anche Mediaset tutto sommato strizza l'occhio, perché ho sentito come niente fosse in certe trasmissioni propagandarie di patriarcato. Benissimo, pluralismo, evviva. Però, insomma, persino chi vi sta parlando, Ciccio Barbù, perché che giorno è condotto da Ciccio Barbù, poi subentra il mio alter ego Pierluigi Pellegrini alle 13.35. Anche Ciccio Barbù, che è un bonaccione, insomma, anche lui insomma non ci casca su. Quindi dove volevo arrivare? È meglio che torni da dove sono partito, che non c'è nessuno che si preoccupi, anche Ursula von der Leyen, quando pronunciò il discorso di candidatura o il discorso di chiusura della scorsa legislatura europea, parlò tranquillamente di prepararsi, dobbiamo tenerci pronti alle prospettive di guerra, e le prospettive di guerra in questo quadro sono guerra nucleare. Einstein, non so chi vincerà, lo dico sempre, l'avete già sentita a iosa questa frase, non so chi vincerà la terza guerra mondiale, ma so con cosa si combatterà la quarta, con le clave. Non c'è, invece per fortuna vedo che non sono il solo, poi ripeto, non allarmismi, si tratta però di dare il peso al MIT negli Stati Uniti, il famoso MIT adesso la città non me la ricordo, del 2019, era prima del Covid. Parte l'attacco NATO, la Russia reagisce, fa saltare tutte le città principali dell'alleanza e in 2 ore procura 52 milioni di morti, praticamente, o di più, forse 60. L'Italia intera sparita, come con il tocco della bacchetta magica del mago Silvan.
Non si deve soffiare sulle paure, però attenzione sì, cioè dire: "Signori, col nucleare non si scherza, mettetelo giù, deponete il nucleare, fatevi la guerra se proprio dovete vendete le armi se proprio dovete farlo", che è una cosa orrenda, per l'uso che se ne fa naturalmente, non per l'arma in sé. Ma sul nucleare non si torna più indietro. Ma vedo che probabilmente noi millennials cominciamo ad avere una certa età, siamo stanchi, siamo preoccupati per gli acciacchi della salute, siamo un po' egoisti, tutto sommato che ce importa, tanto a noi non riguarda più di tanto, e gli altri, quelli più giovani, non si rendono conto, non hanno sentito parlare, non hanno visto quello che poteva succedere. Ehm, con Maurizio Tortorella, mentre andiamo alla terza pagina con un cantauto è un ritorno. Voi l'avete conosciuto ai tempi di Radio Padania, con mio, devo dire, enorme piacere, lo avete amato, so che c'era un periodo in cui mi chiedevate spesso le sue canzoni. Sto parlando del poeta e cantautore friulano carnico, Gigi Maieron, perché si sta proiettando in alcune sale del Friuli Venezia Giulia un lungometraggio a lui dedicato, Si vif, una vite di musicante. Il regista Minigutti, è un dialogo, uno scambio dove il regista scava nell'uomo, nel poeta, nell'artista, perché vi era piaciuto molto Gigi Maieron. Posso anche azzeccarlo io il perché vi era piaciuto, perché lo sentite vero, autentico, senza filtri. Questa non era la radio senza filtri né censura, lo è ancora, ma dicevo, sentite che ha la forza, la capacità, il coraggio di andare a vedere anche quelle cose che preferiremmo tenere chiuse nel cassetto. Questa è la sua potenza. Poi la capacità evocativa di una lingua anche aspra, ma anche musicale come il friulano, come la lingua friulana, e l'appartenenza anche al Friuli. Lo sapete, un popolo con la data di scadenza siamo. Ehm, Si vif, che insomma si può anche capire, comunque si vive, che detta alla friulana si sopravviva. Non è proprio il tiram innanzi, ehm, il si vive ha il suono della rassegnazione che solo il popolo friulano, secondo me, ha. Nessun altro ha questo tipo di rassegnazione cosmica, universale. Beh, Gigi Maieron è l'artista che meglio di tutti può, secondo me, mostrarci questo aspetto. Allora, leggo i vostri, se volete che telefonare fa sentire la vostra voce, se no va benissimo anche WhatsApp. Dovrebbero sia la Rai che Mediaset in prima serata trasmettere il film The Day After e nel periodo natalizio per far aprire gli occhi al popolo. Questo è Giuseppe, credo, che vedo che credo sia anche lui un boomer, perché se ricorda The Day After stiamo parlando di 40 anni or sono, oltre 40 anni or sono. Non so se il film, allora l'ho detto, la Rai 84, non so se uscì nel cinema 83 o addirittura 82, credo 83. E se lo ricorda, fu un accelerante formidabile per proprio per far sentire la paura della gente, insomma, per la paura speriamo che questa non è una cattiva idea comunque, quella di, credo sia Giuseppe,
nel periodo natalizio proiettare dei day after. E sai cosa c'è, Giuseppe? Siccome io ce l'ho messo da parte, quasi quasi me lo vado anche a rivedere durante le feste, intanto. Allora, dunque questo è Stefano. Allora, io ho superato i 210. Pari adesso, grazie sempre signora Lisetta. Vasco Rossi non va a dormire ogni tanto, 1982, voglio una vita che non è mai tardi. Dopo 20 anni cantava vai a letto che domani è un altro giorno, sempre lui, e comunque il viso simpatico. Vasco Rossi ha il viso simpatico. Sapete che Vasco Rossi ha attaccato Salvini sulla questione della legge sul codice stradale, su quel provvedimento che prevede il ritiro della patente, se non sbaglio, per chi venga beccato e sia positivo credo al THC, alla canna, insomma, uno che se tu hai fumato il lunedì una canna e vieni fermato al sabato, ti ritrovano ancora tracce, sei passibile che ti ritirino la patente. Giuseppe, sì, ok. Beppe, che poi non so da dove sei, ma Beppe, Peppino più meridionale, Beppi dalle mie parti, il Beppi, guarda lì c'ho il Beppi, Viotto lì il Beppi, oppure addirittura il Beputi. Venga Beputi, bevi un tai cumò. Bel nome Giuseppe, usiamo un carissimo amico che si chiama Giuseppe ovviamente, e quindi mi sono ancora più affezionato. Allora, tergiversiamo, che giorno è? Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Lo spostiamo, possiamo già cominciarlo comunque, dai. Allora, genetriaci, commemorazioni del 26° giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano. E oggi ci facciamo bella compagnia, caro mio Lorenzo il Magnifico, perché abbiamo, allora, citazione citazione cinematografica. Abbiamo il vecchio caro Ludovico Van. Ludovico Van, chi è Ludovico Van? Esatto, la citazione è kubrickiana, da un celebre film di Kubrick dove il protagonista era un patito, Alex di Arancia Meccanica, era patito di Beethoven, lo chiamava il caro vecchio Ludovico Van. E quindi ne sentirete delle belle, perché il caro vecchio Ludovico Van ha fatto cose che noi umani abbiamo potuto ascoltare solo grazie a lui. Poi non è, per fortuna, c'è Bach anche, secondo coloro che se ne intendono, Bach è in cima a tutti. Io che sono un po' un grezzone, fino ai 30-40 ero mozartiano, per me era Mozart. E non è che adesso mi penta, perché fino ai 30 ero ungarettiano e poi Montale. E devo dire la verità che io in tasca un Gozzano me lo tengo sempre. Un Guido Gozzano, il Crepuscolare, me lo porto sempre con me. E sentirete, quindi scegli, io ti ho messo una lista per la canzone delle 13, scegli quella, andiamo con facciamo subito con la quinta. Poi abbiamo Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio, scrittrice. Essere sempre fermi significa spesso essere ostinati. E poi abbiamo uno degli artefici della pittura astratta, Kandinsky. L'arte oltrepassa i limiti del tempo e indica i contenuti del futuro, ha detto Kandinsky, che stravolge un po' la pittura figurativa per come l'abbiamo conosciuta fino al secolo scorso. Il professor Zecchi, non il secolo scorso,
il XIX secolo. Entra in campo l'arte e la fotografia nella seconda metà dell'Ottocento. La pittura comincia ad avere altri significati, non è più trasmissione di immagini e di comunicazione diretta, comunicazione di fatti, ma diventa altro. E quindi da lì nascono le correnti, prima l'impressionismo, il cubismo e altro ancora. Ore 3, aspetta, vediamo un po' se la von der Leyen e la Callas e tutte quelle altre donne imbecilli che fanno politica, che sono guerrafondaie senza cervello, cosa credono di scamparla? Sì, se vanno su Marte forse, se no fanno la nostra fine. Queste donne politiche sono pazzesche, senza buonsenso, stupide e montate come la panna, ma la panna dopo un po' si smonta. Questa è una bella intemerata questa, è una velenata quasi. 1301, vai con la musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Allora, mi dovresti cercare, questa non l'ho preparata, perdonami, non è una canzone, mi dovresti cercare Calimero, Calimero, perché è il genetriaco di Antonio Pagotto, milanese. Oggi con Lorenzo non si parla di calcio, perché lui ha ancora l'amaro in bocca, al gusto di fegato, si è mangiato il fegato alla veneziana e io stasera non vorrei prendermi il cacio e pepe in quel posto e quindi eh, allora, perché Tony Pagot, è il suo nome d'arte, ha ideato due personaggi che fanno parte, e lo uso troppo spesso, sì, noi boomers, però facciamo sentire anche i giovani che comunque le nostre generazioni hanno avuto dei momenti. Non siamo così malconci, così aspri, cattivi, egoisti, perché l'abbiamo vissuta male, perché si diventa così, perché comunque c'erano delle cose molto piacevoli. Se c'è Calimero, dove il Calimero che dice sono piccolo e nero, vediamo, aspetta, vediamo se lo trovo io anche. Allora facciamo così, fammi, aspetta che, ecco, fai partire dal, sì. Eh, Però siamo le solite, Calimero. Tu non sai che maniere. Qui fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. Ma è un'ingiustizia, però. Siamo le solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Ma... che maniere. Qui fanno... scusa, abbiamo avuto c'è stato una sovrapposizione. Questa è una creatura di Tony Pagot, l'altra creatura sempre molto amata è Grisù, il drago che vuol fare il pompiere. Anche questa, vediamo, parto sempre io, Lorenzo, perché credo che non sia su YouTube, vediamo. Ecco qua. Oh, potenza dell'acqua che svilisce l'atavico fuoco distruggitore. Io ripudio la mia natura di drago. Voglio soffocare il fuoco che arde nel mio petto per sempre. Illuso! Drago sei e drago resterai! Io diventerò il pompiere. 10.000 sterline incenerite da un piccolo drago. Oh, figlio mio, vieni tra le mie braccia. Papà, lasciami perdere. Testa matta, perché hai voluto fare le cose di nascosto a tuo padre? Perché? Papà, sta zitto, per favore. Zitto! Io voglio urlare a tutti la mia felicità! Esultate! Mi spiace, papà, ma io sarò pompiere. Sarò pompiere. Sarò pompiere. Eccoci qua. Sì, scusa, da qua non. Insomma, questi due personaggi che ci riportano, e devo dire che è chiaro, io parlo per me, aspetta, è chiaro, sta cippa, per me è chiaro che uno come me, io torno subito bambino, torno subito all'Epifania, non quella del 6 gennaio, l'Epifania, quella di Ulysses, e ritorno con i sensi a quando ero bambino, però mi sembra, mantenendo comunque un certo spirito critico,
che la poetica di questi personaggi ci sia tutta anche oggi, perché vedevo che Lorenzo, che credo non abbia mai visto Calimero prima, forse, non so. Vedo che Lorenzo sorrideva, e quindi vuol dire che due personaggi come questi possono attraversare anche i tempi, per fortuna, con il loro valore. Ed è un piacere averveli proposti. Poi abbiamo Philip Dick. La pronuncia non lo so. Sono il cacciatore di androidi. Quindi la vita degli androidi è sogno. Quindi anche questo è un altro Blade Runner. Tutti conosciamo, insomma, questo grande film. E vediamo dunque, facciamo passare la pubblicità, poi quando te lo indico passiamo al mio computer, Lorenzo. Adesso c'è una pubblicità che non è il caso. Ecco. Ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Rutger Hauer, che io ricordo anche sublime in La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi, quindi un grande attore. Tra l'altro racconta, mi sembra lo stesso Olmi, raccontò che quando lui cominciò a preparare questo film, La leggenda del santo bevitore, si fece avanti addirittura Robert De Niro. Lui rimase anche lusingato, il grande Robert De Niro. La leggenda del santo bevitore è un film dei primi anni 80, metà anni 80, forse fine anni 80 anche. E Robert De Niro era nel massimo della sua popolarità, però non lo vedeva. E lui voleva Rutger Hauer. Alla fine lo trovò. Rutger Hauer stava facendo il giro d'Europa, credo, come gli zingari, in roulotte. Immagino una roulotte con tutti i comfort. Comunque è una vita nomade da veramente personaggio. E poi diede vita a una figura, quella della leggenda del santo bevitore, indimenticabile. Era bello anche era un racconto lungo più che un romanzo di Roth, no? Philip Roth, quello famoso, un altro Roth. Era anche molto bello quel racconto lì, però il film Armand Olmi, insomma, era uno che ci sapeva fare, no? E a proposito di cinema abbiamo Liv Ullmann, che è stata una delle muse di Ingmar Bergman, 2 nomination, 0 Oscar. E poi l'avvocato Carlo Taormina, che è stato anche sottosegretario, che abbiamo avuto anche altre volte, più volte ospite, non proprio un amico dei giudici. Ho visto che la ANM vuole fare anche lei sciopero contro il governo. Magari potrebbe essere un argomento dei prossimi giorni. Poi Ciccio Graziani, che quando vinse i mondiali disse finalmente al paese di Subiaco, lui, subiacense, in Ciociaria, e disse finalmente parleranno anche un po' di me, perché Subiaco era il paese di Gina Lollobrigida. Ciccio Graziani, che i giovani conoscono perché fa gli reality, queste cose qua, poi fa anche partecipa a trasmissioni sportive,
lo conosciamo tutti per la sua simpatia, per il suo esprit, no? È sempre scherzoso. Quelli un po' più, diciamo, vecchiotti se lo ricordano come giocatore generoso, quello che vince i mondiali facendo quasi il terzino. Quelli che hanno la mia età se lo ricordano nel Torino di Radice, fantastico centravanti, era la coppia lui e Pulici era davvero devastante. E auguri a lui, al grande Ciccio Graziani. Uno degli autori di Nathan Never, un personaggio di grande successo della Bonelli, siamo nel campo dei fumetti. Auguri a Roberto De Angelis. E poi oggi compie gli anni Carlo Taranto. Carlo Taranto è uno della Jalapas Band, anche se da quel che so non partecipa più non fa più. So che c'è una trasmissione, credo sulla 8, sulla 9, gestita diciamo dalla Jalapas Band, e a me fa venire una profonda malinconia perché chiaramente lo smalto non c'è più, non sono più quelli di 20-30 anni fa, quelli che hanno tenuto banco negli anni 90 lanciando un fior di comici, quelli che ti sorprendevano, quelli che sono molto, sinceramente li ho visti piuttosto stanchi. Con quel che passa il convento televisivo vanno bene anche loro, per carità, ma per chi li ha tanto amati come il sottoscritto è triste vederli in questo declino, anche se poi all'interno della loro trasmissione c'è quel comico che imita il cuoco, e quello sì è divertente, è sempre divertente. Però per esempio, visto che il Mago Forest onestamente non c'è più, non esiste. Ho visto altri, quelli nuovi, francamente, se il loro mestiere fa ridere, forse è meglio che ne cerchino un altro di mestiere. Vabbè, comunque auguri a Carlo Taranto, anche se sono comunisti. Comunisti! Anche se essi sono comunque bravi. Beh, qua adesso ci stiamo in piedi perché auguri a un nome molto amato in Via Bellerio, in Lega, anche in radio, Giancarlo Giorgetti. eh, è stato anche sindaco di Cazzago Brabbia, se non sbaglio. Parlando della pesca, ha detto: è un lavoro un po' solitario in cui passi tante ore a pensare e poche a parlare. Che non abbia fatto una filosofia di vita. Auguri anche a lui, naturalmente. E poi auguri a un fuoriclasse, a un genio della satira, delle vignette, Natangelo, Mario Natangelo, che ci regala le sue perle sul Fatto Quotidiano. Spesso sono lavori veramente degni del massimo, insomma, della produzione della satira scritta, disegnata per meglio dire. Complimenti a lui anche, naturalmente. Allora, vediamo se trovo la sigla di Mai Dire Gol e poi aspetta. No, no, ce ne sono diverse, quindi ce ne s io me ne ricordavo una, ma poi invece vedo che ce ne sono diverse, alcune sono belle, altre no. Allora sai cosa facciamo? Andiamo incontro ai sondaggiati rilevamenti demoscopici con un intervallo di Per Elisa.
Eccoci. Allora, no, non ero io che tossivo, doveva essere, credo fosse la pianista. Eh, bellissimo, anch'io sono un bambino. Proviamo a ricordare anche Carmencita. Sì, è lei che dondola Miguel, sono sempre sì, quello poi vedremo anche quello. E poi Carlina, sono riuscito a sentire, peccato se lo vedevo, se lo beccavo prima ve lo facevo sentire tutto, un Calimero proprio, la nascita di Calimero, fantastica. Grazie Carlina, è sempre brava, è sempre molto in gamba, è praticamente una collaboratrice esterna, neanche tanto esterna. Grazie, grazie, grazie. A Giovanni Taranto il premio del Vesuvius Film Festival per la letteratura. I romanzi della prima trilogia delle indagini del capitano Mariani, pubblicati da Avagliano Editore, sono stati giudicati più altamente sceneggiabili degli ultimi anni nel panorama nazionale. Sabato scorso c'è stato, l'altro giorno, insomma, c'è stata la premiazione di Giovanni Taranto, che è un amico della nostra emittente. Invece adesso andiamo ai rilevamenti demoscopici. Termometro politico: Fratelli d'Italia 29,5, PD 23, 5 Stelle 10,9, Lega 9, Forza Italia 8,2, Sinistra coi Verdi 6,6. Secondo lei i vaccini sono stati davvero utili durante il periodo della pandemia? No, non sono serviti a nulla 18, poco, non fermavano il contagio 14, quindi il 32,5%, diciamo sfavorevole in linea di massima, mentre abbiamo il 66-67, praticamente un terzo sfavorevole, un terzo scarso praticamente, e un 2 terzi abbondanti favorevoli. Sono stati molto utili, si hanno salvato migliaia di vite. E questo poi. L'ultimo decreto mille proroghe ha annullato totalmente le multe a chi non si è vaccinato. Atto sacrosanto 28,4. L'obbligo poteva avere senso allora, ma dopo anni mi sembra buon senso annullare queste multe 15,4. Sono contrario a prescindere dal merito, è una questione di credibilità delle istituzioni. Le sanatorie come queste sono sempre sbagliate. 25, un messaggio profondamente sbagliato. Le multe erano anzi troppo basse. In questo modo il governo mostra di non dare importanza alla salute pubblica e lo pensa il 29,6. Cosa pensa accadrà in Siria dopo la caduta di Assad? Un governo democratico l'1,5, governo di compromesso 17,2, pace relativa 38,5, guerra civile 32,5, non sa il 10,3. L'omicidio, cosa ne pensa dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Luigi Mangione? C'è stato anche lui una scritta nei bagni dell'università, credo che Milano, Luigi Mangione libero per la falce martello. Un omicidio doppiamente grave perché motivazione ideologica e politica, 8,2, brutale assassinio, 22,5. Come ogni omicidio è da condannare, ma è indicativo del disagio presente in USA per le inaccettabili disuguaglianze sanitarie, 46,4. Gesto comprensibile addirittura negli USA, le ingiustizie soprattutto nella sanità sono intollerabili, 7,6, non sa il 15,3. Fiducia in Meloni, 41,7 ne ha molta abbastanza, 58,1 ne ha per nulla. Siamo già alle 31, vediamo se riesco a fornirvi, avevo anche ecco qua, un sondaggiato. Questo era un termometro politico, questo invece è un EMG, committente RAI. Abbiamo lei è riuscito a risparmiare dall'inizio dell'anno, no 64, sì 31. Come vede il 2025 rispetto al 2024? Uguale 41, peggiore 27, migliore 21. Le priorità del governo quali devono essere? 62 sanità, lavoro 50, pensioni e tasse 40, riforma giustizia 13, autonomia differenziata 7, premierato 3, e poi
i partiti: abbiamo Fratelli d'Italia 29, PD 23,7, 5 Stelle 10,8, Forza Italia 9, Lega 8,8, Verdi Sinistra 6,4. Pausa con Maurizio Tortorella tra 4 minuti per parlare di bombe atomiche. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Va ora in onda Oltre la pagina. Bomba o non bomba con il punto interrogativo, soprattutto torna a incombere la minaccia nucleare e soprattutto, anzi andiamo con ordine, facciamo i padroni di casa educati e salutiamo e ringraziamo per il suo ritorno ai nostri microfoni Maurizio Tortorella di Panorama. Bentornato Maurizio. Ma grazie a te, per Luigi, grazie ai tuoi ascoltatori, ovviamente. Allora, parliamo del tema che trovate sulle pagine di Panorama, uscito mercoledì 11 e che troverete fino a mercoledì prossimo in edicola o online. La nuova febbre atomica. Io osservavo presentando questa trasmissione, allora, leggete questo articolo, ma anche ascoltate, visto che è qua con noi Maurizio che ci farà adesso un'escursione su questa corsa al riarmo nucleare, che non è solo quella del cattivone Putin, ma anche di tanti di altri. Io osservavo questo, anche tu sei un boomer, Maurizio. I giovani negli anni 70 e 80 andavano in piazza no nuke, contro il nucleare, contro la paura atomica. Non era solo pacifismo arcobaleno, era anche, insomma, non andavano solo quelli, prevalentemente quelli di sinistra, ma andavano anche altri che sapevano, si rendevano conto, capivano sempre di più quanto una guerra atomica sarebbe stata devastante e quanto dopo la guerra fredda, durante la guerra fredda, ci sia stati vicini, la Baia dei Porci, eccetera. Adesso, nonostante tante dichiarazioni, da partire da quel cattivone di Putin, ma anche da tanti altri, eppure non si vedono queste reazioni. Si va in piazza per i pro-Pal, per la Palestina, che non è proprio un sentimento pacifico, si va in piazza contro il patriarcato, che secondo me è un fenomeno anacronistico, ma quando si parla di pericolo nucleare sembra che non si sappia più di cosa si tratti, nemmeno di cosa si tratti. Anche se il tuo articolo dimostra esattamente il contrario. Purtroppo, viene da dire, ma grazie a te anche per averci dato questo contributo di informazione che secondo me è importante e prezioso, perché altrimenti non ne parla nessuno. Io devo dire, mi assolvo perché in queste trasmissioni ne ho avuto modo in questi ultimi mesi. Cito spesso The Day After, che fu un film che ebbe un'importanza sociale anche, eccetera. Quindi, però il fatto che io mi assolvo non cambia niente. Quello che vediamo è che se non c'è Panorama, pochi purtroppo parlano di questo problema. A te la parola, Maurizio. Ma ti ringrazio, Pier. Guarda, proprio stamattina guardavo sul Corriere della Sera, notavo un'intera pagina di pubblicità di una ditta italiana che propone, mi pare a 1.500 euro, uno zaino anti-atomica fondamentalmente, però anti-guerra nucleare, anti-guerra batteriologica o anti-guerra chimica, e ti metto a disposizione per questa cifra una bella maschera con i filtri, le pasticche allo iodio che servono per compensare gli effetti più dannosi delle radiazioni nucleari, e strumenti vari per proteggersi in caso di... Quindi la psicosi incomincia a sentirsi effettivamente. Sai, voglio dire, è di ieri la notizia, che ne so, che la Svezia, lo dico con un sorriso perché prevalgono i miei sentimenti ovviamente di ottimismo e gli scongiuri fondamentalmente, mettiamola sul ridere per non piangere ovviamente. Ieri la Svezia ha dato mandato, cioè ha chiesto alla Chiesa luterana svedese di preparare 10 ettari per una futura guerra, non si sa se nucleare, ovviamente in quel caso non basterebbero certo 10 ettari, per predisporre 30.000 tombe per i militari
svedesi in un conflitto con la Russia, ovviamente. Cioè, ci sono una serie di segnali in giro per il mondo che dovrebbero far pensare. Questo articolo è nato perché ho scoperto, leggendo i giornali stranieri, perché quelli italiani non ne parlano, come notavi giustamente, che la Cina ha messo in piano, cioè ha lanciato un piano molto ambizioso. La Cina in questo momento ha, secondo tutti i calcoli e le stime internazionali, perché ovviamente non c'è alcuna trasparenza in quel paese, oggi dispone di circa 500 testate nucleari. E Xi Jinping ha stabilito che devono diventare 3 volte tanto, quindi 1500 da qui al 2035, cioè in 10 anni. Poi un altro segnale inquietante è stato quello che è venuto da Putin, perché Putin, quando gli americani hanno dato a Kiev, al governo di Zelensky, il permesso, diciamo così, di usare più in profondità le armi missilistiche di cui sono dotati i militari ucraini, dicevo, Putin ha stabilito che i protocolli di utilizzo delle bombe nucleari russe, che sono 1710, tanto in questo momento, già adesso, quelle attive, poi ce ne sono molte non attive nei depositi. Ecco, Putin ha stabilito che può usare le sue atomiche e basta una minaccia critica alla sovranità o all'integrità territoriale della Russia. Quindi fino a qualche giorno fa la Russia aveva sempre detto che non avrebbe mai usato per prima un'arma nucleare, adesso invece la Russia ha stabilito unilateralmente, ovviamente, che può usarle anche in prima battuta. Poi ovviamente ci sono gli americani in questo momento sono quelli che hanno il maggior numero di testate dispiegate, sono 1770, quindi grosso modo una sessantina più di quelle russe, le hanno soprattutto sui sommergibili nucleari in giro per il mondo. Questo dà loro un livello di deterrenza, di superiorità tattica notevole, perché ovviamente una cosa è sapere dove sono e da dove possono partire i missili, i balistici che lanciano le bombe nucleari, che sono in posti ovviamente noti più o meno ai servizi segreti nemici. Una cosa invece è lanciare quegli stessi missili da un sommergibile nascosto nelle profondità di un qualunque oceano. È più difficile sapere da dove ti arriveranno addosso le armi nucleari del nemico. Poi c'è l'India che è anche lei una notevole potenza nucleare, anche se ha un numero di testate molto inferiori rispetto a quelle degli altri paesi, perché ne ha soltanto 172. L'India, molto preoccupata della aggressività crescente della Cina, che continua a fare dimostrazioni militari intorno a Taiwan, anche in questo momento, che continua a spedire navi nel mare delle Filippine e a impadronirsi di isolotti che vengono spesso trasformati in avamposti per la marina cinese, ha deciso di aumentare la produzione di sommergibili e i suoi sommergibili, che sono in questo momento 2, diventeranno 4 nel 2030 e poi 8. E ovviamente saranno tutti sommergibili dotati di testate nucleari. E poi c'è l'Iran. L'Iran pare che sia appunto grazie all'ingenuità delle concessioni ricevute prima da Barack Obama nel 2015 e poi da Joe Biden, che ha restituito a Teheran, agli Ayatollah, 10 miliardi di dollari che erano stati sequestrati durante la prima amministrazione Trump per questioni di terrorismo internazionale. Appunto, gli iraniani stanno avanzando a passi veloci nella produzione della loro atomica e nell'arricchimento di materiale fissile. Hanno appena annunciato all'Agenzia Internazionale Atomica che loro hanno delle nuove macchine per generatori di uranio arricchito, e secondo le stime che escono ovviamente da fonti di intelligence sarebbero molto vicini alla produzione della loro prima bomba atomica. Addirittura c'è chi sostiene che un recente terremoto sotterraneo avvenuto in un deserto dell'Iran sia stato un primo test nucleare.
non sappiamo ovviamente se è vero, ma è anche questo, diciamo così, un rintocco cupo e piuttosto inquietante. La situazione è questa: sicuramente c'è una corsa al riarmo nucleare, dopo gli anni, subito dopo la fine della guerra fredda, intorno negli anni 90, con i grandi accordi per lo smantellamento bilaterale o plurilaterale dei missili e delle testate. Adesso è partita esattamente la corsa al contrario, cioè i grandi stati si stanno tutti armando. Trovo inevitabile che sia una notizia della quale devi dare conto ai tuoi lettori. Ti ringrazio per avermi ospitato su questo punto e per farlo così di frequente, e appunto è una cosa che mi fa un grande piacere. Spero che appunto raccontare queste cose contribuisca in qualche maniera a fare gli scongiuri. Vediamo un po' se saremo fortunati. Io vedo comunque qualche risposta degli ascoltatori arriva su questo punto, perché tanti sono, come dicono, boomers e se li ricordano bene quei momenti. E pensando a quei momenti, Maurizio, tu sei anche un profondo conoscitore di politica estera, mi sembra che tanti soggetti, questa realtà anche frammentata, lasciami dire, usare un frasario un po' di buoni e cattivi, fa venir meno l'effetto deterrente, perché perché anche Ronald Reagan con la destra gli diceva ai russi impero del male, ma con la sinistra trattava per il disarmo nucleare, perché anche lui temeva, quindi c'era un reciproco, il famoso effetto deterrente, che adesso mi sembra non ci sia. Tieni conto che all'epoca Reagan, come avevano fatto tutti i presidenti e tutte le amministrazioni americane prima di lui e a lungo anche dopo di lui, avevano avuto un primo obiettivo privilegiato, che era quello di tenere profondamente separati e divisi tra di loro la Russia, l'Unione Sovietica all'epoca, e la Cina, perché soltanto l'ipotesi che i due grandi nemici teorici, i due paesi all'epoca comunisti, si potessero unire contro gli Stati Uniti avrebbe creato serissimi problemi. Questa cosa è andata avanti, questa diciamo così, questa dottrina di divisione del nemico è andata avanti fino a pochi anni fa, fino al 2022, quando Xi Jinping e Putin hanno siglato, proprio poco prima dell'attacco di Putin all'Ucraina, un accordo che è rimasto segreto e poi è stato rivelato e di cui ho scritto più volte su Panorama, un accordo di alleanza a tutto campo, quindi un'alleanza economica, strategica, politica, militare, culturale, ed è un'alleanza anti-occidentale, è un'alleanza che punta alla decadenza dell'Occidente e alla supremazia delle potenze, delle due potenze alleate, cioè della Cina e della Russia. È un dato di fatto che va sempre considerato quando si parla di queste cose, perché non era mai accaduto in tutta le epoche precedenti che i due paesi fossero così vicini. Ricorderai la guerra combattuta tra i cinesi e i russi appunto con gli accordi che i russi davano, gli aiuti davano al Vietnam contro la Cina. Ci sono state una serie di contrasti anche tra i due paesi comunisti, che pure avrebbero potuto trovare un accordo ideologico. Adesso che il comunismo è caduto in Russia da tanti anni, ma sopravvive in Cina, le due dittature, diciamo così, i due regimi hanno trovato una strada comune e un nemico comune. Il nemico comune sono gli Stati Uniti e l'Occidente, cioè noi. Sì, difatti mi ricordo, ne abbiamo anche parlato, come nei tuoi articoli avevi individuato l'errore esiziale di Biden, no? Aver permesso, ricordando anche che gli accordi tra Cina e Russia, guarda caso, vengono siglati poco prima dell'invasione dell'Ucraina, e questo
Ma viene da chiedersi, ma io ti dico, fin da quando ero ragazzo non ho mai potuto condividere, mi sentivo un po' preso in giro quando l'uomo più potente del mondo non esiste, l'uomo più potente del mondo è Nembo Kid Superman, che non esiste. E, secondo te, come, cioè, lui è stato artefice di questo errore Biden, ma i suoi consiglieri, il sistema americano, com'è possibile che gli abbia permesso un errore simile? C'è qualcuno che tutto sommato potrebbe avere un tornaconto, una convenienza da avere tutti questi nemici? Ma guarda, ne abbiamo parlato più volte, la politica in Occidente e le opinioni pubbliche dell'Occidente da tanti anni sono sottoposte al martellamento della disinformazione, delle notizie false o fake news che dir si vogliano, dall'infiltrazione proprio da parte dei regimi anti-occidentali. Se tu consideri il fatto che pochi giorni prima che Putin dichiarasse guerra all'Ucraina, quindi stiamo parlando del 24 febbraio 2022, nei giorni immediatamente precedenti, una piattaforma all'epoca si chiamava ancora Twitter, se non ricordo male, oggi la chiamano X, improvvisamente vide aumentare di qualche decina di migliaia di iscritti e poi una ricerca condotta insieme dal Politecnico di Milano e da altre istituzioni internazionali ha scoperto che tutti o quasi tutti i nuovi iscritti di quei giorni erano dei bot, cioè dei robot che rispondevano a Mosca, cioè erano account, diciamo così, soggetti artificiali, informatici, il cui scopo era propagandare la visione russa sulla guerra in Ucraina. Questo tipo di meccanismo, questo tipo di informazione deformata ovviamente ha degli effetti inevitabili sull'opinione pubblica e infatti noi notiamo tutti un generale scossone nelle posizioni, non è così chiaro, non ci sono notizie verificate, verificabili, i giornali contano sempre meno, l'opinione pubblica si fa le sue idee sui social network, e sui social network compare di tutto oggettivamente. A me è capitato per esempio recentemente, sempre su Twitter X, di pubblicare, questo accadeva 1 o 2 mesi fa, la notizia, l'avevo avuta in anteprima, che Putin aveva arruolato circa 10-12 mila soldati della Corea del Nord, che gli erano stati ovviamente inviati dall'amico e collega dittatore appunto della Corea del Nord, e quella notizia aveva stato un certo interesse su Twitter, ripeto, tant'è vero che aveva avuto, che ne so, qualche migliaio di rilanci, di repliche. Questo è bastato perché mi si scatenasse contro quella notizia e contro di me un'aggressione vera e propria da parte di una decina o dozzina chiaramente di falsi profili che hanno cominciato a dire che la notizia era falsa, che io non ero un giornalista, che io ero un falsificatore della realtà, e la notizia poi si è poi rivelata assolutamente vera, ma ci sono stati 2 o 3 giorni nei quali io sono stato preso di mira in maniera, devo dire, anche abbastanza aggressiva e violenta, con offese, e poi la cosa invece è completamente svanita, e chiaramente questo è il comportamento tipico di soggetti appunto informatici il cui scopo è contrastare le notizie che non vanno bene ovviamente per il tuo dante causa, in questo caso il governo di Mosca, e continuare a propagandare una realtà diversa, che poi è quello che è accaduto anche in Gran Bretagna con la Brexit, che è stata fomentata e favorita dalla Russia di Putin. A quale scopo? Quello di indebolire l'Europa.
la Gran Bretagna ha l'esercito, aveva e ha l'esercito più potente d'Europa e adesso non fa più parte dell'Unione Europea. Poi io lo so che c'è gente che pensa che l'Europa è un disastro, e sotto certi aspetti lo è, però sicuramente un'Unione Europea forte anche militarmente rappresenta un ostacolo per chi come Putin, dal mio punto di vista e per quelle che sono le mie opinioni, ha mire piuttosto strategiche, politiche, militari, piuttosto minacciose, diciamo così. Se andate a parlare con qualcuno in Polonia, in Estonia, in Lettonia, in Lituania o in Svezia o in Finlandia, ve ne rendete conto, ci sono grandi paure in quei paesi per quel che riguarda una possibile aggressione da parte della Russia. So con questo di attrarmi le critiche di molti dei tuoi ascoltatori e spettatori, ma questo è quello che io penso e continuo a pensarlo. Io ho parlato anche con giornalisti di quei paesi e la loro impressione è nettamente quella. Noi non ce ne accorgiamo, ma evidentemente faremo meglio ad alzare un po' le orecchie. Guarda Maurizio, la tua serietà, la tua competenza ti mette anche al di sopra. Io ormai ci conosciamo, queste sono informazioni che vengono portate da un professionista serio e forse quando si arriva a una certa età, per difenderci noi cittadini, dovremmo imparare a capire che il bene e il male non stanno mai, come dire, dalle parti opposte. E poi soprattutto ho imparato questo io con l'esperienza, che fa parte dello scambio anche a livello individuale, personale, il famoso bias positivo o negativo, per cui se una notizia ti piace tendenzialmente la fai passare per vera. Quindi chi ha in questo Putin è stato favorito dal fatto che l'Europa non sinceramente sia per molti aspetti detestabile, e quindi lui, nemico dell'Europa, diventa un bias positivo per chi sente le notizie su di lui o in questa maniera. Non ho altro da aggiungere, se non che acuire il proprio spirito critico serve a capire quello che sta succedendo, quindi andare oltre la notizia che ci piace o quella che ci dispiace, secondo me. E quello che oltre quello che ci piace e quello che ci dispiace sono le notizie che ci hai fornito in questo bel servizio su Panorama, su quella che è la situazione sul fronte nucleare, davvero preoccupante. Maurizio, grazie e a risentirci a presto. Grazie a te e una buona giornata a tutti i tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori. Grazie.
Allora, riprendiamo tra poco, passiamo a... no, oltre la pagina è già iniziata oltre la pagina, la terza pagina oltre la pagina con Luigi Maieron alle 14.35, Sivif, che è anche un lungometraggio. Linea aperta se qualcuno vuole intervenire, 0292 94 7222, c'è anche il servizio WhatsApp 340 670 9659. Allora, qui c'è subito un WhatsApp molto aggressivo. Vedete, quando si parla di bias positivo, senti un'informazione che non ti piace e reagisci, perdi addirittura. Questo ascoltatore ha perso il controllo, mi sembra. Basta Pierluigi, reagisci, un minimo di dignità. Nessuna dichiarazione di guerra di Putin all'Ucraina. Ha invaso e basta. All'alba del 24 e pronti via, che schifo. La simpatia per te c'è sempre, bontà sua, ma tutto un limite. Vabbè, infatti invadere un paese non è dichiarargli guerra, sono due cose completamente diverse. Io ripeto, rifiuto la natura binaria dell'intelletto umano. Se mi devi far scegliere tra A e B, e A e B per me sono entrambi, non mi convincono, io non scelgo né A né B. Però purtroppo la natura binaria dell'essere umano fa sì che se io ti metto davanti, scegli questo o questo, c'è un riflesso quasi condizionato, scelgo questo, no, scelgo questo, scelgo di solito quello che mi piace di più. Io sono uno di quelli che tante volte che con il passare del tempo si è accorto che non va bene né quello né quell'altro, e quindi non mi scaldo su queste cose. Ci sono altre cose su cui scaldarsi, comunque vabbè, addirittura mi si accusa di non avere dignità, però si ha simpatia per me. Dai, va bene così, questa radio è sempre stata comunque per i confronti anche accesi, quindi non... Di sicuro, guardate, io su Putin ho litigato a suo tempo per i vax, per i vaccini. Io su Putin non ho nessuna intenzione di litigare. Io riporto le notizie, quelle che naturalmente in una maniera molto seria, sono un giornalista professionista, ho il patentino al giornalista professionista, ho una dentologia, quindi vi riporto notizie verificate e reali, e poi voi fatene l'uso che vi sembra sia possibile. Allora, vediamo, qui c'è un'ascoltatrice. Dunque, non vedi che i giovani sono polli di allevamento della sinistra? Fanno solo manifestazioni che sono care alla sinistra, dei cretini. La guerra in Ucraina per i cretini di sinistra deve andare avanti fino alla sconfitta, la loro. In una guerra atomica è meglio morire subito, non dopo con atroci sofferenze. Non lo capiscono, ma cosa pensano? Cosa hanno nella testa? Si morirà subito anche se in un bunker. Dovrai pure uscire dal bunker e cosa troverai? Nulla, è un inverno nucleare che non dà scampo e non ci sarà l'S lunga a rifornirti il carrello. L'unica cosa che c'è contro la morte. La Russia non è mia nemica. Il Pentagono ha la convenienza. Infatti la Russia ha così propagandato la guerra che tutto l'Occidente è contro la Russia. E questa è un'altra posizione. Quindi, per esempio, quando adesso ho detto che non volevo litigare, adesso dico una cosa che magari invece l'ascoltatore di prima, che ha scritto prima, e questa ascoltatrice probabilmente convergono. Io all'inizio sono stato bombardato, Zelensky, bravo, Zelensky, Volodymyr, bravo, e poi ho cominciato a vedere che questo signore Zelensky ha rifiutato tutte le opzioni delle trattative. E allora dico, uno che porta il suo popolo, che di fronte alla prospettiva di arrivare a una pace, continua a condurre il suo popolo, addirittura poi praticamente eliminando gli avversari, l'opposizione politica, eccetera. Scusate, allora, voi mi dite che Putin è meraviglioso, no? Gli altri mi dicono che è il demonio. Io dico, aspettate, vi faccio un'idea. Gli altri mi dicono Zelensky è un eroe, no? In Parlamento lo facevano parlare, eccetera, eccetera. Voi mi dite Zelensky è una carogna. E dico, un attimo, mi faccio un'idea. Su Putin mi faccio un'idea, è entrato in Ucraina, il Donbass, eccetera, poi cercherò di capire meglio. Su Zelensky mi sembra che l'abbiamo davanti agli occhi, perché Zelensky nel momento in cui ha capito che con Trump
domine non si insupa, come diceva mia nonna, cioè non gli arriveranno più le armi, adesso ha offerto una tregua che era quella che più o meno di cui si era parlato qualche tempo fa e che lui aveva rifiutato. Ecco, allora vedete, se si va oltre il bias positivo e negativo, le cose si ha una visione più, secondo me, più completa delle cose, e per conto mio non è così necessario che si debba scegliere, perché scegliere, secondo me, se sei portato a scegliere, rischi anche di essere condizionato dagli altri, sono gli altri che ti fanno scegliere, non sei tu che ti scegli. Spesso la terza via è quella che può convenirti più, secondo me. Poi così si fa per chiacchierare in compagnia. Il gruppo TNT, Alan Ford. Mi era scappato il gruppo TNT, grande il gruppo TNT, grandissimo, Giuseppe da Matera. Il gruppo TNT, eccolo qui. Pam. Allora, Luca da Brescia, Pippo l'ippopotamo, poi la sigla finale mi passa Luca da Brescia. Sì, mamma mia. Pippo l'ippopotamo, che tra l'altro ne parlavo con la mia compagna, perché ogni tanto mi piace vedere un po' di documentari. E l'ippopotamo nel nostro immaginario, sempre di noi boomers, è una creatura simpatica. Poi c'era anche in quel cartone animato con l'ippopotama che era concupita dal fantasia, insomma, di Walt Disney, concupita dal coccodrillo, eccetera, eccetera. Invece, dicono le statistiche che gli ippopotami uccidono più gli ippopotami che i leoni, esseri umani, aggrediscono esseri umani. È una statistica ancora che avevo trovato tanti anni fa e continua a essere. Sono molto pericolosi, nonostante il loro aspetto pacciuoso. Allora, andiamo con Graziano Pizzimenti, per cui Parlamento, e poi chiuderemo questa prima parte dell'Oltre la pagina con Segui la Lega. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Vice Ministro Gava, colleghe e colleghi. Ma prima di tutto vorrei ricordare il titolo di questo decreto, perché su 10 minuti di intervento che ho appena sentito, 9 erano tutt'altro rispetto a quello che stiamo discutendo, ma proprio tutt'altro. Si parlava dall'autonomia alle pensioni, a quello che insomma non riuscivo neanche a prendere nota perché non c'era nessuna logica. Comunque, detto ciò, questo è una disposizione urgente per la tutela dell'ambiente del Paese, razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale e quant'altro. In un momento delicato di crisi europea e mondiale, segnato dalle guerre in corso in un contesto economico in continua evoluzione. Le questioni affrontate sono molto importanti e urgenti, ecco perché c'è il decreto, e vanno verso la transizione energetica, la decarbonizzazione, l'implementazione delle energie rinnovabili, l'investimento nella sicurezza energetica e altri temi considerati prioritari per le imprese italiane in questa delicata fase congiunturale. Come è noto, i prezzi del gas e dell'elettricità, che continuano ad essere ancora più alti in Italia, sia rispetto agli altri grandi paesi europei come Francia e Germania, sia rispetto agli Stati Uniti, penalizzano le competitività delle nostre imprese rispetto ai principali partner occidentali. Tutto ciò ovviamente incide molto sugli investimenti delle nostre imprese e il governo si sta adoperando con norme di urgenza per mitigarne la portata. Questo provvedimento si aggiunge agli altri ugualmente importanti che ultimamente la maggioranza ha portato all'approvazione in aula, come, tanto per citarne alcuni, il disegno di legge sulla concorrenza, quello per la ricostruzione post-calamità, il decreto legge fiscale e anche i provvedimenti per sbloccare e sburocratizzare gli interventi dell'edilizia, come il decreto legge salva casa o legge sui piani particolareggiati e le lottizzazioni.
tutti con l'obiettivo comune di salvaguardare e incentivare l'economia del Paese e lo sviluppo sostenibile e l'occupazione. Il governo, con un approccio pragmatico e non ideologico, continua la strategia tracciata dall'Unione Europea nel processo di decarbonizzazione verso la tutela dell'ambiente, ma anche alla sostenibilità per le nostre imprese, come recentemente ribadito il governo nella COP29 di Baku. Basti pensare al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima, che nel 2024 abbiamo rinnovato sui tavoli europei, nel quale abbiamo inserito numerosi e ben precisi rispetto all'aumento di potenza di alcuni settori, come l'eolico e il solare, che nel 2030 andrà addirittura a raggiungere 79.000 megawatt di potenza. Argomenti però di cui non ho sentito parlare specialmente da parte delle opposizioni. Elogio ulteriormente il governo, che ha trovato spazio anche per lo sfruttamento della diversificazione delle fonti di approvvigionamento di energia in tema del nucleare. Su queste abbiamo previsto almeno 5 gigawatt nella prima ipotesi e 20 nella seconda. Il decreto legge affronta in maniera decisa talune criticità che riassumerò di seguito: snellimento e semplificazione dei procedimenti e autorizzazioni ambientali, promozione e potenziamento dell'economia circolare, limitando gli sprechi e promuovendo la sostenibilità, mitigazione dei rischi ambientali legati al dissesto idrogeologico. Sottolineo inoltre, grazie agli emendamenti presentati dalla Lega Nord Salvini Premier, sono stati stanziati 6 milioni di euro al decorrere del 2026 e in via permanente per reclutare e assumere personale presso le autorità di bacino distrettuale, per rafforzare la loro capacità operativa per la tutela dell'ambiente e del territorio e la gestione delle acque. Viene inoltre rafforzata la struttura della commissione via VAS, con supporto di personale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il decreto legge affronta inoltre talune criticità, prevedendo primo una corsia preferenziale ed un'accelerazione delle procedure ambientali per gli investimenti del PNRR, poi per gli impianti da fonti rinnovabili e con dimensioni di una certa dimensione, poi intervenendo sulla disciplina delle procedure autorizzative ambientali ed energetiche, anche attraverso la razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei tempi delle istruttorie, dei progetti che rivestono importanza strategica per il Paese e la maggiore flessibilità operativa e organizzativa. Un importante contributo alla stabilizzazione dei prezzi energetici italiani nel breve periodo è anche dato dal maggior sfruttamento delle risorse nazionali di gas naturali e dalla definitiva abrogazione delle disposizioni che disciplinano il piano per la transizione energetica nelle aree idonee alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel territorio nazionale. La norma infatti interviene anche sulla disciplina del cosiddetto gas release, meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas, la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente a clienti finali industriali a forte consumo di gas, i cosiddetti gasivori, nonché sulla questione prioritaria del riempimento degli stoccaggi di gas, introdotta a seguito del conflitto russo-ucraino per garantire indipendenza energetica al Paese, assegnando al GSE il servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale ai fini dello stoccaggio e della successiva vendita. Mi sembra che la coerenza di questo provvedimento si possa esprimere con il grande lavoro che ha fatto il Ministero dell'Ambiente, tramite numerosi contatti con tutti i settori produttivi, con decine di aziende pubbliche e private e con i cosiddetti stakeholders,
che ci hanno presentato moltissime misure che grazie al vice ministro Vaniagava sicuramente saranno recuperate nei prossimi provvedimenti. Con questo decreto il governo dimostra la ferrea intenzione di affrontare con urgenza le crescenti sfide ambientali, tutelando nel contempo le competitività delle nostre imprese, lo sviluppo economico del Paese e l'occupazione. Come sempre è affermato, il nostro gruppo Lega Nord Salvini Premier si pone l'obiettivo concreto di accelerare i tempi della decarbonizzazione che si è posto il nostro Paese, ma contemporaneamente anche promuovere la crescita e la competitività delle nostre imprese. Annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo Lega Nord Salvini Premier. Grazie. Qui Parlamento.
Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vieni qua, microfono amico. Allora, sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Tutte le cose che si possono fare, adesso ve le dico, ve le spiego. Intanto, lo sapete che ci sarà il 20, venerdì 20, la sentenza di primo grado, condannato assolto per aver difeso i confini italiani. Hashtag io sto con Salvini perché rischia 6 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi. Firma anche tu ai gazebo o su Lega Online. Richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini, mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Questo è l'Instant Book, che lo puoi leggere sul sito legaonline.it. Il processo Open Arms, ovviamente. Il calendario delle feste della Lega, imprescindibile, perché ogni tanto, quando c'è insomma, bisogna anche un po' pazziare ogni tanto. Iscriversi alla Lega è molto facile, molto semplice, si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e vi verrà alla fine recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono posti italiani, io personalmente raccomando calorosi, profondi, sinuosi, insinuanti, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. Poi il gesto di autodeterminazione civica, il D43, il 2 per 1000, il tuo sostegno vale 2 per 1000, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa. Scrivi D43 e sostieni la Lega, una scelta libera e soprattutto che non ti costa nulla, perché quei soldi lì non sono tuoi, se li tiene lo Stato, se li ha già tenuti lo Stato, ma tu hai questo potere di dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale per la Lega e noi quindi con felicità nel cuore vi indichiamo il D43 nel 2 per 1000 per la Lega. D di Domodossola, 4 il voto in matematica, 3 il numero perfetto. Le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega e i suoi politici abbiamo quindi domani alle 11 Anna Cisent, europarlamentare a Radio Cusano, poi il neo segretario della Lega Lombarda, presidente dei senatori a Palazzo Madama, nonché voce storica per anni di Radio Padania, Massimiliano Romeo, a Un giorno da pecora, domani alle 13.45, Rai Radio 1. E venerdì 20 dicembre alle 4 di sera, alle 20.03, 4 di sera la rubrica Rete 4, 20.30, Laura Ravetto. E per 14.30 ho terminato Segui la Lega e possiamo passare la parola all'intervallo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
Va ora in onda, terza pagina. Abbiamo un graditissimo ritorno ai nostri microfoni, un cantautore, un poeta molto amato dai nostri ascoltatori fin dai tempi di Radio Padania. Mi ricordo ancora anche la prima volta che ci siamo incrociati, suonò dal vivo alla nostra radio. Sto parlando di Luigi Gigi Maieron, che abbiamo in collegamento telefonico e che saluto. Bentornato Luigi, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, da dove cominciare? Come nasce l'idea di questo lungometraggio? Perché siamo qui anche per presentare questo aspetto nuovo che riguarda la tua produzione culturale. Un lungometraggio che ha come regia Dorino Minigutti e si chiama Si Vif, una vita di musicante, e tra l'altro dopodomani avrà una sede che è storicamente celebre per essere stata la sede del Festival del Cinema, le giornate del cinema muto, cioè Cinema Zero, la sala di Cinema Zero di Pordenone. Quanti film ho visto in quella sala, Luigi? Alle 21 e poi venerdì 17 gennaio al Cinema David di Tolmezzo. Ma parliamo allora di questo lungometraggio che scava nella tua vita di uomo e di poeta e di artista, così spiega Minigutti. Come si è arrivati a raccontare anche per immagini quelle che sono le tue emozioni, la tua storia, il tuo rapporto con la vita, si vive appunto, con il mondo, con l'amore, con la morte, con quello che hai provato, con quello che provi. Prego, Luigi. Beh, una domanda che è già tutto il programma intero, se ti rispondo a tutto questo. Cominciamo col dire che è una produzione di Aghe Roge e che Dorino Minigutti, il regista, ha deciso tra i personaggi del Friuli di dedicare uno spazio al sottoscritto, bontà sua, insomma. Quindi ci siamo incontrati, ci siamo visti, abbiamo parlato. La cosa che mi piace ora di questo film è ragionare sopra sulla genesi che non vedeva mai la partenza di questo film. Dopo 8 mesi che mi aveva proposto questa cosa, ci si incontrava, si parlava, ma non andava avanti. Ma cosa succedeva in sostanza? Dorino cercava un modo per raccontare questo mio mondo strano, un po' strampalato. Tu devi pensare che io vengo da una famiglia di musicanti. Mio nonno ha fatto il musicante per 60 anni, mia mamma altrettanto per 60, e poi ho suonato con mia mamma io per tantissimi anni, per almeno 25 anni assieme, ed eravamo una realtà molto particolare, non solo in Friuli, unica diciamo, di mamma che si portava i suoi 2 figli sul palco, no? Ma credo proprio nel nord Italia. Questa cosa però era diciamo il prima, no? E però lui interessava e ha trovato questa chiave, parlare di questa famiglia e dell'evoluzione poi musicale, insomma, che è avvenuta attraverso la mia poi passione. Ma poi sai, un po' mi ero dedicato alla poesia, un po' alla scrittura, cioè io sono un carnico che ha trascorso così la sua vita in questo studiolo dove sono anche in questo momento con il fuoco acceso e seguendo questi pensieri e seguendo un po' anche quello che è il linguaggio del cuore, cioè il linguaggio delle passioni, vivere avendo una passione. Quando lui ha
ha capito che questa era la strada che io amavo, che riuscivo ad esprimere non qualcosa dall'alto, no? Ma devi essere dal basso che racconti chi sei. Non volevo, e neanche lui voleva, un film divistico dove si parla di qualcuno che ha ottenuto qualcosa, no, ma di qualcuno che può raccontare le sue ferite e che le sue soddisfazioni non sono date dall'euro che ti può entrare in tasca, ma dalla passione, dalla gioia che qualcuno ti ferma e ti dice: ma ho letto questo, ho visto questo, ti ringrazio, mi hai fatto compagnia. Ecco, lui ha capito che la parola più importante che io davo alla mia piccola arte era utilità, essere utili attraverso quello che fai, perché sai, non è facile in una terra come quella friulana fare un lavoro così, perché se tu dici: ma che lavoro fai, Maeron? Cosa fai? Ma io scrivo, faccio... Sì, boh, va bene, ma di lavoro cosa fai? Insomma, sostanzialmente. È sempre vista, no? Questa parte artistica, poetica, magari, non dico come una perdita di tempo, ma però non come una cosa serissima, no? Invece, dopo tanti anni, praticamente, io ho cominciato 55 anni fa, ero un ragazzo ad essere appassionato a questo mondo artistico e ho continuato per tutta la vita così. C'era qualcosa di più e andava presa, tirata fuori. Poi nella vita, quando la vita è stata veramente dura, quando sono arrivati quei momenti che ognuno di noi conosce, chi più, chi meno, insomma, no? Quei calci negli stinchi veramente forti che non ti fanno andare avanti, affidarsi a questo mondo, a questo artigianato carnico, dove la tua scrittura è legata anche al modo di stare al mondo, che ha il senso della condivisione, dell'insieme. Ecco, è stata utilissima e mi ha salvato la vita. Sì, a me piace dire, sai che sono un meticcio, metà friulano, metà veneto, a me piace dire, anche se sono un furlan, quasi un meneghè del servito al tagliamento, che noi friulani abbiamo la data di scadenza incorporata e in realtà noi friulani non lo sappiamo. Bella. Infatti a me l'ha detto la mia metà veneta, che è quella che mi ha permesso di sopravvivere, perché se fossi solo friulano non so se sarei sopravvissuto. Bella, bellissima questa, è bellissima la data di scadenza incorporata. Beh, c'è qualcosa che rende unico, no? Anche, guarda, abbiamo parlato di Friuli con un amico che ha scritto un libro proprio sulle radici di una famiglia friulana a partire dal 300, pensa. E comunque, perché io comunque ci penso, no? Fa parte della mia esistenza, bene o male. È un popolo abbastanza... Siamo tutti di popoli diversi gli uni dagli altri, sono tutte persone singole, persone diverse dagli altri, ma c'è una storia, ha una collocazione geografica. Lì è passato la storia, è passato il mondo, è passato il sangue, è passato di tutto. Non esiste neanche, non si può neanche dire che esiste, a parte che la parola razza non piace, a me non piace, ma non esiste neanche, se tu guardi, no? Sicuramente un artista come te, un osservatore, quante facce abbiamo in Friuli? Ci sono facce che sembrano arrivare dalla Turchia, altre dalla Baviera, altre dal Belgio, altre dall'Ungheria. Abbiamo una mescolanza e abbiamo un modo di sentire, un modo di vivere. Secondo me abbiamo anche un sano spirito di rassegnazione che aiuta nei momenti di difficoltà. Io mi sono accorto adesso, diciamo, ci sono dei momenti un po' così per quanto mi riguarda, e mi sono accorto che la mia parte friulana mi ha fatto fiorare la rassegnazione e aiuta. Sembra strano perché il termine rassegnazione sembra un termine di sconfitta, invece anche la rassegnazione tiene compagnia. E ti chiedo, però stavo parlando io e sbaglio, Luigi, non prendertela, perché un po' ti conosco, ma tu sei veramente un virtuoso coi fiocchi, cioè tu suoni in una maniera meravigliosa, e questo perché per il tuo talento e per la tua storia personale. Quanto ti è servito? Perché sei comunque anche un artista, ha uno spirito critico e autocritico, quindi se io ti dico che sei
un grande talento, capisci che anche se io non sono un esperto, però l'orecchio ce l'ho anch'io, e quindi ti chiedo quanto ti è servito per evitare di essere travolto, perché sì, essere artisti, essere musicisti, ma non solo in Friuli, ma in Friuli più ancora, è un po' essere smarriti un pochino, perché è un popolo che ha sempre guardato alla sopravvivenza, si vive. Ecco, quanto ti ha servito? Perché la forza, anche uno dei motivi per cui tu sei piaciuto subito, è anche quegli ascoltatori che mi chiedevano, ogni tanto anche è successo che mi chiedessero, fino ai tempi, poi dopo i tempi del Covid e poi la guerra è cambiato un po', anche sono cambiati i rapporti, cambiate tante cose, ma fino a pochissimi anni fa mi chiedevano di mandare le tue canzoni, eccetera. Era piaciuto moltissimo la tua capacità di essere essenziale, di essere autentico, però c'è questo aspetto anche della tua grande virtù musicale. Quanto è stata importante? Insomma, come ti dicevo, come ti accennavo prima, insomma, no, probabilmente per la mia sensibilità, per la mia storia, senza avere questi pomeriggi da trascorrere così in solitudine, con il fuoco acceso e con questi sentimenti che cerco di passare sulla carta, con un minimo di, cercando in qualche modo di essere utile, ecco. Quello che dicevi tu, quella rassegnazione che dicevi tu, io credo che sia anche consapevolezza dello stare al mondo che il friulano ha, senza considerarsi sempre una cima, ma sempre nel mezzo. C'è un poeta friulano, Tavan, che scrisse una poesia bellissima, no? La sua professoressa che gli chiedeva dove sarebbe arrivato, lui che era così sgangherato, lui ha preso il gesso e ha segnato un segno a metà nel muro e ha detto: io, signora professoressa, posso arrivare solo fino qua. Ecco, questa consapevolezza che abbiamo noi, tu dici, parli di talento, eccetera, io, come dirti, no? Vedo nel mondo degli esempi di persone straordinarie, sono quelle persone che cercano di fare qualcosa per la collettività, per gli altri. Ecco, per me la musica, sento il dovere di provare a fare qualcosa sapendo che è una cosa egoistica per me principalmente, perché mi ispiro poi al grande Diderot che diceva: ogni piccolo artista o grande che fa qualcosa deve sempre tener conto che lo fa per sé, ma poi qualcosa di quello che lascia andare deve servire agli altri. Io credo che questo sia un principio, sai perché? Perché quando tu passi il tuo tempo a fare questo, non è sprecare tempo, è usare il tempo. Quando tu lo usi per fare queste cose qua, va bene, è come un giocare, per l'amor di Dio, anche per te, eccetera, e quindi questo ha valenza, come dicevi tu, per andare a coprire qualche ferita, ad aiutare, eccetera, no? Ma ecco, tu fai queste cose qua, ma lo devi fare assolutamente con l'intenzionalità che deve essere qualcosa che va oltre te stesso, no? Perché se no resta soltanto un atto che senso ha, insomma, no? Deve avere una valenza. Allora quel principio che ti dicevo prima, qualcosa di tuo, che è fatto per te, ma che serve anche agli altri un po', come fai anche tu quando parli a una radio, un microfono. Lo fai un po' per te, ma un po' vorresti arrivare alle persone, portare qualcosa, no? Questo credo che sia un principio, no? Che anche questo di consapevolezza e di utilità, che dovrebbe essere reinserito in società, mentre tendiamo ad avere una società dove chi ha qualcosa deve subito alzarsi in piedi per mostrarsi. Per l'amor di Dio, mostrati se sei bravo, se hai un talento, eccetera, ma non dimenticare quello che è il ruolo di stare in questo mondo. E questo non vuole essere un discorso buonista, sai, un po' così incantatore, assolutamente. È proprio qualcosa che ci è dovuto, che dobbiamo fare. In CVIF, no, in questo film, no, si dice: non si cresce mai abbastanza senza buoni ricordi, si vive comunque ma costa un po' di più. E poi c'è questo, questa mia provenienza, che è una provenienza, tu sai, sono figlio di Cecilia Boschetti, una musicante incredibile che per 60 anni ha girato, non ti dico
quante sale, quante piazze, quanti ristoranti, quante latterie dove si ballavano. E io ricordo che quando ero piccolo mi portava con sé a volte sulla sua moto, a volte dovevo tenergli la sua filarmonica e poi restavo lì in queste balere a aspettare che lei finisse, no? A tal proposito poi si vive questo video che racconta tutto questo, perché è una meraviglia vederlo. Quando l'altra sera che abbiamo avuto la prima al Visionario a Udine ero emozionatissimo, anche perché vedere tutte queste vicende su uno schermo vero, su un cinema vero e con una sala seppur piccolina stracolma di persone che un po' conoscono la nostra storia, un po' hanno conosciuto Cecilia, è stata una cosa, una meraviglia. E lì ripensavo un po' a tutto questo che fa parte un po' anche della tua domanda, no? Ripensavo a tutti questi passaggi che sono stati, a questi video che passavano sullo schermo, eccetera, no? E rivedevo il rapporto con mia mamma, no? Che è stato un rapporto complicato, perché tu quando sei piccolo già il papà non c'era, mia mamma aveva 17 anni, quindi ragazza madre nella Carnia e nel Friuli degli anni 50, quindi immaginati tu che problematiche c'erano, no? Ecco, e io crescendo avevo bisogno di una mamma, ma lei era una sorella, era una cosa incredibile, non era fatta per la maternità, no? Quindi io cercavo disperatamente in lei Luigi, una guida che non scusami. arrivava, e quindi qualche tensione c'è stata con lei, no? Oggi, no? Guardando invece quello che c'è stato, dico che anche questo mi serve in modo veramente forte per tirare avanti nel modo giusto e mi permette di dire che sono nel giusto quando consumo il mio tempo parlando di queste cose qua, perché le sento talmente reali, vere, importanti, che sono veramente un'ancora di salvataggio, e anche non mi permette quasi mai di essere giù, perché quello che ho provato, vissuto e che ho dentro mi fa subito capire di quanta bellezza possa esserci quando tu hai un vero scopo nella tua vita. E grazie a mia mamma, lei mi ha insegnato che cosa significa avere uno scopo nella vita. Lei, che aveva a malapena la quinta elementare, che ha scritto delle musiche bellissime, che aveva un'anima e un qualcosa di geniale veramente forte, lei non ha mai avuto un cedimento in tutte le problematiche, sarebbe da parlare, ma rimando chi è interessato a questa storia al libro Te lo giuro sul cielo, che ho scritto per Chiare Lettere e che è alla base del film, che il regista lesse questo libro e la cosa nacque in realtà così, dalla lettura di questo libro, che è una straordinaria storia che poi viene riportata nel film, dove non c'è solo la vicenda personale artistica mia, o non c'è solo le mie vicende personali, per l'amor di Dio, è un tutt'uno nel film, ma c'è anche, è come se ci fosse anche un piccolo trattato di storia popolare, dove tu vedi l'evoluzione di un mondo, che è quello friulano, che passa dalla cultura del risparmio alla cultura del consumo, e c'è anche l'evoluzione musicale che c'è in questa regione, ma c'è anche questa evoluzione, questa mentalità. Quello che tu dicevi prima, ci sono anche dentro quelle facce che a guardarle sembrano rassegnate, ma in realtà sono facce di consapevolezza, facce che sono cresciute in famiglie provate dalla guerra, provate duramente dall'emigrazione, provate duramente dalla povertà, ma che hanno stabilito una dignità. Stavo pensando, Luigi, che il fatto stesso che pensando ai tempi, pensando al Friuli, che tua madre comunque, ragazza madre, ti abbia voluto, cioè ti abbia avuto, vuol dire che ti ha voluto. E quindi una donna che è evidente e che mi sembra di aver capito, ti ha passato un po' anche il testimone, e quindi tu stai continuando.
Non vorrei deluderti. Allora, io sono sincero, io parlo in radio per lo stipendio perché ho un affitto molto alto. Lo faccio con la massima serietà di cui sono capace perché ero serio anche quando lavoravo in fabbrica che non mi piaceva affatto. Figurati se non sono serio in un lavoro che comunque tutto sommato mi piace. Mentre quando si fa arte come te non si può scappare, cioè non si può mentire nell'arte. E questo mi sembra sia forse la chiave di volta, perché secondo me se si riesce a non mentire si può rompere qualsiasi barriera. Se menti invece alla fine menti a te stesso e ti distruggi da solo. Credo sia anche un po' questo che sia la base anche di questo tuo successo, perché possiamo parlare anche di successo. Infatti, comunque, tu, per quello che ti conosco, non saresti stato certamente adatto a una biopic tipo hollywoodiana, però una narrazione sì, e come. E questo è un successo prima di tutto personale, un riconoscimento che le persone che ti conoscono, che ti seguono, che ti ascoltano, ti hanno dato, e questo vuol dire moltissimo poi alla fine. Ma tu parli di successo, diciamo un piccolo successo, dai, io non userei neanche, diciamo un successo porta a porta, ecco, una cosa piccola che nasce così. Certo, io non mi sento uomo fisicamente adatto alla televisione, no? A volte sono in difficoltà anche con la parola, anche se non sembra. Oggi mi sento sciolto con te, no? E poi, ma in realtà ho sempre una grande timidezza che mi ferma. Certamente l'imbroglio, cioè pensare di buttare il tuo tempo per scrivere cose che in qualche modo puntino appunto a un successo, Madonna Santa, no, io nella mia vita, guarda, ho deciso di lavorare fino a pochi anni fa, poi ho lasciato per fortuna, perché comunque è stato molto difficile per me, che ho un'anima creativa che deve dividersi con un lavoro dove ci sono orari, dove ci sono rapporti di un certo tipo, no? Dove devi essere in un certo modo, certo, male si addice con un'anima aperta, no? Con una necessità, con un'anima che ha orecchie che sanno ascoltare il tremare delle foglie. Allora tu mettiti a fare, io penso, ho fatto il cancelliere per 40 anni, no? E quindi devi essere, anche se poi ero un cancelliere anomalo, sono finito per finire negli uffici dove incontravo le persone che avevano problemi seri, sbandamenti, depressioni totali, istinti suicidio, e quindi finivo per trovarmi a loro agio e per essere utile anche lì, perché riuscivo a capire quello che potevano essere i disagi umani. Ma vedi, io non riesco neanche a parlare di successo quando parlo di me, perché in qualche modo tu prova a pensare, ma vedi anche adesso, oggi, no? Vorrei pubblicare un libro, sto aspettando queste risposte, no? Però sai, valutano quanto personaggio sei da 1 a 10, no? Oggi se sei un personaggio, sei un nome, sei un ruolo, sei facilmente pubblicabile, altrimenti cioè, c'è questa cultura che devi avere un nome, che devi essere conosciuto, che deve essere qualcuno, magari anche se il tuo nome è dovuto a cose che sono magari fuori norma, fuori regola. L'importante è che si parli di te. Questo è un modo di stare al mondo un po' sbilenco, no? Sbiadito, strano, insomma, no? Bisognerebbe che ognuno punti il fare non su una scelta tecnica di riuscita, no? È come oggi quando ascolto qualche intellettuale, no? Che dovrebbe dirci, al di là del bene e del male, dovrebbe darci dei consigli, invece li ascolti, no? Li vedi,
tendono a far bella figura, a mettere più euro possibili in tasca, insomma a ottenere, a colpire, insomma a sfondare. Cioè il passaggio, il mondo che deve essere questo, il mondo del successo, quando tu Certo. poi hai dei numeri alti che in qualche modo vai a spendere in giro. Ecco, io mi sento sempre in imbarazzo quando parlo del mio successo. Il mio successo è come l'altra sera, fare una piccola saletta ma piena di gente che ascolta, che vede questo film, che si emoziona, che poi restiamo insieme, ci facciamo mi fanno delle domande, parliamo un po' come stiamo parlando io e te, ci raccontiamo, a volte anche loro Luigi, mi dicono anche purtroppo, a me è successo così. scusami, purtroppo Prego. devo passare la linea alla trasmissione che viene dopo di questa, e quindi devo Scusatevi, chiudere. no, sono io che mi sono dilungato, scusate. No, e il tempo è volato e ci sarebbe voluto un'altra mezz'ora. Magari però io ti prenoto per sentirci nuovamente, magari finita, diciamo, la presentazione di questo film, poi magari possiamo risentirci per parlare anche un po' di quelle che sono le tue impressioni posteriori. Intanto io ti ringrazio, grazie a Luigi Maieron, CVIF, Vita di un musicante. Grazie e a risentirci a presto. Grazie a voi, arrivederci. Andiamo veramente alle conclusioni. Devo chiudere. Grazie a Lorenzo il Magnifico, il suo autore di comando e regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.